La prima riunione è già stata fissata per il prossimo 31 agosto. Nasce una commissione speciale sulle frane in provincia di Belluno. Luminari e studiosi dell'Università di Padova, geologi, tecnici, protezione civile sono pronti ad avviare un monitoraggio puntuale che servirà a Veneto Strade che della commissione promotrice per programmare interventi per la prevenzione del rischio frane a carico della viabilità provinciale. Purtroppo nel Bellunese dopo Vaia le frane sono all'ordine del giorno, cioè non c'è temporale o evento meteorologico un po' intenso che non causi una frana. Il problema che noi ci stiamo ponendo in questo momento è cosa sta succedendo nella montagna bellunese, cioè sta venendo giù a pezzi, ma perché? Le frane ci sono sempre state, ma certamente non con la frequenza e non dislocate in maniera strana come dopo Vaia. La tempesta di 2 anni fa ha stravolto il territorio, le frane, 3 solo nell'ultima settimana a Rio Gere, sul Pordoi e Fedaia, si verificano non più solo a ridosso delle montagne ma anche in zone di prato. Per questo, spiega l'amministratore di Veneto Strade Silvano Vernizzi, è necessario intervenire. Il nostro compito come Veneto Strade è quello di garantire la sicurezza degli automobilisti, dei cittadini comunque che utilizzano le strade che noi abbiamo in gestione, e anche l'obbligo di mantenere la rete stradale in gestione transitabile possibilmente per tutto l'anno e possibilmente H24. In questi ultimi giorni le maestranze di Veneto Strade hanno lavorato senza sosta per la riapertura delle strade che portano al Fedaia e al Pordoi, ma in provincia le situazioni di allerta restano numerose e saranno tutte al vaglio della nuova commissione speciale. Speriamo di avere delle indicazioni più che altro per rendere più sicuri gli utenti delle strade in gestione nel Bellunese.